Da stamattina alle 6 siamo ancora qua a Venezia. Uno stress, Sì, ha che stress. quasi un viaggio della speranza. Bravo, bravo, quasi. Quasi come un viaggio della speranza. Ma le difficoltà qui le avete trovate con i biglietti o con i tabelloni? No, perché non funziona proprio niente, è tutto spento, non ci sono informazioni, non c'è niente. Disagi questa mattina alla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia e Mestre. Il sistema informativo è rimasto bloccato e non ha funzionato per tutta la mattinata e il primo pomeriggio. Alcuni pannelli sono stati spenti. Si pensa che il disservizio sia riconducibile all'attacco informatico di ieri subito da Ferrovie dello Stato, che nel frattempo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Tra i viaggiatori però c'è chi non ha riscontrato forti disagi. E le informazioni dei binari dove le avete prese? Ce li hanno forniti il personale della Frecce Rosse. Quindi comunque non funzionavano nemmeno a Roma. E soltanto i cartelloni non funzionavano. Invece i biglietti, per fare il biglietto l'avete fatto online? Online, sì, E andava tutto ok? tutto bene. L'unica cosa che non c'era l'insegna, ma c'erano le ragazze. Stati problemi con indicazioni? Quello sì, perché non c'era nessuna indicazione effettiva, però abbiamo avuto il supporto di Trenitalia. I tabelloni però non funzionavano? No, nemmeno a Firenze. No. E il biglietto riuscite a farlo normalmente, tranquillamente? E l'avevo fatto online, quello funzionava tranquillamente. Gli inconvenienti però non sono del tutto mancati. Non funzionavano i tabelloni delle partenze, degli arrivi, quindi abbiamo dovuto ascoltare la voce. Si sentiva bene oppure c'erano delle difficoltà? Insomma, diciamo che noi abbiamo scoperto all'ultimo secondo che il nostro treno stava partendo, per cui a Termini. Quindi insomma direi che da questo punto di vista sì, non è andata proprio benissimo però. Non c'era del personale intorno che poteva darvi delle informazioni? Non me lo sono posto però no, meno a Termini non ci sta nessuno.